Arrestato operatore sanitario per violenza sessuale su disabili, prostituzione in un centro massaggi cinese, nuovo colpo alla mafia nigeriana. Piano vaccini della regione per gli over 80, cambia il paniere Istat, Tortorici, zona rossa. Area Sicani approvata sinergia strategica tra i comuni, la Sicilia è la seconda regione del sud dopo la Sardegna a raggiungere il traguardo. Pietro Monreale, ragazzo di 19 anni accusato dell'omicidio della fidanzata Roberta Siragusa, ha tentato di darsi fuoco in carcere proprio oggi nel giorno del funerale della 17enne. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo di violenza sessuale su pazienti disabili. Arrestato un operatore sanitario ad Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. Conferenza stampa stamane da parte dei Carabinieri di Agrigento, che ha visto la presenza anche del sostituto procuratore della Repubblica Paola Vetro. I militari dell'Arma della stazione di Agrigento, insieme ai colleghi del nucleo operativo, hanno arrestato un operatore sanitario specializzato in fisioterapia, poiché durante le sessioni di riabilitazione violentava i pazienti con disabilità fisiche e psichiche. Le indagini svolte nelle ultime settimane, grazie ad ausili tecnici audio e video, sono state minuziose e attente. Ci sono svariati episodi di violenza sessuale da valutare, ma la condotta posta in essere dall'uomo sembra essere inequivocabile. Approfittando delle difficoltà fisiche, soprattutto mentali, durante i trattamenti di fisioterapia assumeva atteggiamenti equivoci, sessualmente espliciti, fino a compiere veri e propri atti di violenza sessuale su quel materassino che non permetteva alle vittime di ribellarsi. Durante l'ultima seduta, i militari dell'Arma sono piombati nello studio, allontanando l'operatore sanitario dalla donna che nel frangente stava tentando di divincolarsi. Immediatamente arrestato di concerto con l'autorità giudiziaria, l'uomo è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari. Ci sono dei comportamenti anomali all'interno di uno studio dove vengono fatte sessioni di fisioterapia, comportamenti anomali che sfociano in violenze sessuali. Queste segnalazioni fanno da campanello d'allarme alla stazione di Agrigento, qui rappresentata dal suo comandante, che è il luogotenente Pecoraro, e al nucleo operativo comandato dal tenente Giordano, che ovviamente portano alla necessità di fare degli approfondimenti tecnici. Potete immaginare approfondimenti di tipo audio-video e di concerto con l'autorità giudiziaria, visto che quanto rappresentato assumeva la fattispecie di una forte gravità, è stata intavolata un'attività di indagine che nelle ultime settimane ci ha portato a seguire queste vicende. Sono stati collezionati degli elementi che hanno lasciato presupporre l'Arma dei Carabinieri che ci fossero effettivamente degli episodi di violenza sessuale all'interno di uno studio di fisioterapia frequentato da persone con disabilità, persone che potevano far fatica anche a fare opposizione fisica a delle ingerenze di chi era deputato a fare meramente un trattamento sanitario. Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica dottor Luigi Patronaggio e dal sostituto procuratore dottoressa Paola Vetro proseguiranno per appurare altri episodi di violenza avvenuti all'interno dello studio, situazione che, a detta del comandante dei Carabinieri di Agrigento, dopo quello successo a Licata giorni fa sulle sevizie fatte a persone, purtroppo si continua a parlare ancora di violenza. Abbiamo appena chiuso con voi il racconto di quello che è successo a Licata e ci ritroviamo ancora una volta a parlare di violenza. Purtroppo in una formula forse un po' più complessa, poiché mentre da una parte a Licata avevamo chi per puro divertimento scherniva
dei ragazzi con difficoltà. Oggi invece abbiamo delle persone che in virtù del ruolo sociale che svolgono si approfittano invece di una confidenza, trasformandola da supporto ad abuso. Intanto ci arriva un comunicato stampa in merito all'indagine dell'operatore sanitario da parte dello studio legale Scozzari e Avvocati Associati. Apprendo solo oggi dai giornali le accuse mosse al mio assistito. Apprendo altresì che si terrà una conferenza stampa sul tema. Preciso, afferma Scozzari, l'indagato e il difensore non sono stati ancora messi nelle condizioni di conoscere il capo di accusa, ancorché provvisorio. Il fermo non è ancora convalidato. In uno Stato di diritto, afferma l'avvocato Scozzari, non dovrebbe accadere che la stampa conosca prima degli interessati fatti e atti oggetto di indagine, anche e soprattutto con riferimento ad accuse relative a reati di natura così delicata. Si invita pertanto a una riflessione sull'accaduto. Prostituzione in un centro massaggi cinese, 5 arresti a Messina. C'è il servizio. Ufficialmente era un centro estetico, ma al suo interno venivano svolte anche attività sessuali. I carabinieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal GIP presso il Tribunale di Messina su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 5 persone di origine cinese ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. L'indagine scaturisce dall'attività di controllo del territorio messa in atto dai militari della stazione Carabinieri di Giardini Naxos, che nel corso di alcuni controlli si erano insospettiti dell'anomala frequentazione di un centro estetico gestito da cittadini di origine cinese, ove si riscontrava la presenza di una clientela esclusivamente di sesso maschile, mentre le dipendenti erano solo di sesso femminile. Un cliente fermato all'uscita del centro estetico ha riferito poi ai militari di aver appreso dell'esistenza del centro massaggi su internet e che dopo essersi recato sul luogo era stato accolto da una ragazza di origini orientali che gli aveva proposto un massaggio specificando che con un supplemento di prezzo avrebbe potuto usufruire di una prestazione sessuale. L'indagine sviluppata dal nucleo operativo della compagnia di Taormina, sia attraverso attività tecniche sia con metodi tradizionali, ha consentito di accertare l'esistenza di una vera e propria organizzazione criminale composta da cittadini di origine cinese che oltre al centro estetico ubicato a Giardini Naxos gestiva altri 2 centri massaggi nel centro della città di Messina, dove secondo l'accusa venivano fatte prostituire delle giovani ragazze orientali. I clienti, dietro il pagamento di un supplemento, a seconda se fossero clienti abituali o non, potevano ricevere anche prestazioni sessuali. A gestire di fatto l'attività, secondo gli investigatori, vi erano 2 uomini, entrambi di origine cinese, di 42 e 44 anni. Secondo l'accusa erano loro a preoccuparsi di reclutare giovani ragazze cinesi che venivano assunte come massaggiatrici e poi fatte prostituire all'interno di tali centri, allettate dalla promessa di una paga mensile fissa a cui si aggiungeva una minima parte del ricavo delle singole prestazioni. Allo stesso tempo i 2 si preoccupavano anche di pubblicizzare l'attività dei centri. 3 donne di origine cinese si occupavano della gestione quotidiana dei centri estetici, organizzando il lavoro delle massaggiatrici e istruendole sul comportamento da tenere per eludere eventuali indagini delle forze dell'ordine. Le 3 donne si occupavano di curare i rapporti con i clienti, fissando gli appuntamenti, stabilendo le tariffe e riscuotendo i pagamenti, il tutto utilizzando un linguaggio convenzionale al fine di eludere eventuali intercettazioni. Dalle risultanze investigative è emerso che ciascun centro gestito dal sodalizio poteva contare su un gran numero di clienti, abituali e non, che garantivano un introito mensile di circa 8.000 euro. Nuovo colpo alla mafia nigeriana a Palermo. La polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 11 persone, 8 sono state arrestate, 3 sono ricercate. Gli 11 sono imputati di associazione di tipo mafioso, lesioni gravi, sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Palermo su richiesta del gruppo di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, coordinati dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca. L'assessore alla salute Ruggero Razza sta provando ad avviare la vaccinazione degli anziani. Il piano prevede che dagli ultimi giorni di febbraio gli over 80 non autosufficienti verranno convocati dalle ASP. Gli altri potranno prenotarsi e recarsi nelle sedi vaccinali successivamente. Cambia tutta la fase 2, cioè i turni previsti da metà marzo in poi. Lello Casese.
Trovato l'accordo tra lo Stato e le regioni per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini oggi disponibili. I vaccini Pfizer e Moderna saranno somministrati agli over 80 e ai soggetti cosiddetti più fragili. Quello di AstraZeneca sarà somministrato invece ai soggetti al di sotto dei 55 anni, al personale scolastico docente e non docente, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti. Sono state decise dunque le linee di rimodulazione del piano vaccinale durante l'incontro di ieri tra governo, ancora in carica per le questioni ordinarie, e le regioni. Si tratta rispettivamente della fase 2 e 3 della campagna, che entrerà nel vivo dopo l'arrivo del primo carico di dosi di AstraZeneca, che si spera arriverà lunedì prossimo. Obiettivo del governo è somministrare 2 milioni di dosi a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile, per un totale di 4 milioni di dosi in un trimestre. La campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche, la cosa più importante per tutto il Paese, lo ha riferito il Ministro della Salute Speranza a conclusione dell'incontro in videoconferenza con le regioni. Il tetto anagrafico dei 55 anni per il vaccino AstraZeneca potrebbe essere superato in futuro dopo ulteriori valutazioni scientifiche, ha dichiarato Roberto Speranza. I vaccini sono essenziali, ma ci sono anche altre opzioni in valutazione, stiamo accelerando sugli anticorpi monoclonali. Non dobbiamo avere timori delle origini dei vaccini riferendosi a quello russo. Per noi è fondamentale il passaggio all'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. Abbiamo infatti sollecitato l'Unione Europea alla valutazione scientifica sul vaccino russo e quello proveniente anche da altri paesi. Tortorici, in provincia di Messina, da venerdì 5 febbraio sarà zona rossa. Vediamo. Un altro comune del Messinese sta per diventare zona rossa a causa dei numerosi contagi da Covid-19 accertati. Si tratta di Tortorici, comune dei Nebrodi. Da venerdì 5 febbraio il borgo del Messinese sarà zona rossa. Lo prevede un'ordinanza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci. Il provvedimento, preso d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza, vista la nota del comune e la relazione dell'ASP, serve a salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione del coronavirus nel centro nebroideo. Le misure restrittive resteranno in vigore fino a lunedì 15 febbraio. Previsto il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sarà sempre consentito il transito in ingresso e in uscita per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e sociosanitari, per il personale impiegato nell'assistenza alle attività inerenti all'emergenza, nonché per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari o di beni o servizi essenziali. Inoltre rimane consentito il transito esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili, in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Disposto il divieto di circolare a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile, o per usufruire di servizi o attività non sospese. Sospese tutte le attività didattiche e scolastiche di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita, compresi i centri commerciali. Chiusi i centri commerciali e gli outlet a eccezione delle attività commerciali al dettaglio, generi alimentari e di prima necessità. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro. Nei giorni festivi è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, a eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Consentita sempre la vendita, con consegna a domicilio, dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per il riscaldamento. La pandemia in questi mesi ha letteralmente sconvolto le abitudini e quindi i consumi degli italiani. Il servizio di Lello Casesa.
Tra i nuovi prodotti nelle abitudini di spesa delle famiglie figurano nel paniere 2021 integratori alimentari, caschi per veicoli a 2 ruote, mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzanti mani, monopattino elettrico sharing, servizio di posta elettronica certificata e dispositivo anti-abbandono. Sono alcuni tra i nuovi prodotti di consumo elencati dal rapporto Istat pubblicato in questi giorni. Tra i prodotti maggiormente utilizzati entrano nel paniere, dunque, tra gli altri, la macchina impastatrice, naturalmente per alimenti, la bottiglia termica e articoli domestici. Ogni anno l'Istat rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche di indagine ed i pesi con i quali diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione. Le novità del 2021 e la pandemia in corso condizionano le scelte d'acquisto delle famiglie e soprattutto la spesa per i consumi dei prodotti maggiormente utilizzati. Nel paniere del 2021 figurano oltre 1.700 prodotti che sono ben rappresentati nelle abitudini di spesa delle famiglie ed infatti l'aggiornamento dei beni e servizi tiene conto dell'evoluzione di norme e classificazioni, in alcuni casi arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati negli anni precedenti. Un barchino con a bordo 48 tunisini è stato intercettato davanti la costa di Lampedusa da una motovedetta della Guardia di Finanza. Il gruppo è stato soccorso e dopo i primi controlli sanitari è stato trasferito all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove, compresi gli ultimi arrivati, ci sono 226 ospiti. Alla provincia di Agrigento, conferenza stampa di presentazione degli interventi finanziati dalla Regione nella cosiddetta area interna Sicani. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentati stamani presso la provincia regionale di Agrigento i progetti sulla viabilità dell'area interna Sicani finanziati con i fondi della SNAI. Presso la Sala Giglia del Libero Consorzio è stata firmata la convenzione tra il Libero Consorzio, rappresentato nella persona della dottoressa Moricca, e l'area interna Sicani, rappresentata dal sindaco di Bivona, dottore Cinà, per l'attuazione degli interventi sulla viabilità dell'area interna Sicania nell'ambito della strategia nazionale aree interne denominate SNAI. Le risorse destinate all'area interna Sicania ammontano complessivamente a 33 milioni di euro, di cui 14 milioni finanziati per gli interventi di riqualificazione sulla viabilità provinciale, tra cui l'importante arteria viaria Bivona-Borgo Bonsignore, che consentirà finalmente ai cittadini dell'area dei Sicani di poter raggiungere facilmente la costa. Un interessante finanziamento oggi per la provincia di Agrigento. Senza dubbio sì, non possiamo non nasconderle, uno dei progetti a cui in sinergia con 12 comuni della nostra provincia, cito soltanto il comune di Bivona che è il comune l'ente capofila, ma che dietro a questo lavoro del comune di Bivona ci sono altri 12 comuni, quindi è una vasta area della nostra provincia che viene oggi presa in considerazione da questo progetto. È un progetto particolare che nasce dalla programmazione comunitaria 2014-2020 e ha toccato l'asse e il filone dell'accessibilità. Sapete che si tratta di 4 lotti funzionali che interessano tutta l'area della cosiddetta montagna, ho 4 lotti funzionali ma che ricoprono all'incirca, prendono in considerazione più di 10 strade provinciali e quindi i collegamenti con la viabilità statale e che mettono in contatto quindi numerose zone del nostro territorio che da anni, ahimè, per le carenze delle risorse finanziarie che si sono registrate non venivano prese in considerazione e attenzionate adeguatamente. Si firma l'APQ, l'accordo di programma quadro tra
che già è stato firmato da tutti i dipartimenti regionali interessati, lo firmerò io come Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'area interna e lo trasmetteremo poi ai vari ministeri interessati dove firmeranno i capi dipartimento. Dopodiché si partirà saranno emanati i decreti e si partirà con le gare d'appalto. Quindi questa giornata è importante perché sigla un passaggio fondamentale. Ormai siamo addirittura d'arrivo, si è lavorato tanto su questa strategia che ha coinvolto i sindaci dell'area interna sicana assieme ad altre istituzioni scolastiche, il Galsicani, l'ASP, il Libero Consorzio di Agrigento. Quindi un lavoro sinergico che sta portando veramente tante risorse in quel territorio che ne ha bisogno. E oggi si firma pure il protocollo d'intesa con il Libero Consorzio, dove l'area interna darà i 14 milioni sostanzialmente della Bivona Borgo Bonsignore per procedere con la gara d'appalto. Ieri ho parlato con l'assessore alle infrastrutture Falcone, che sta accelerando per quanto riguarda l'assessorato per la validazione del progetto. Con le firme dell'APQ il Libero Consorzio procederà a fare le gare appalto. Caccamo si ferma per i funerali di Roberta Siragusa, uccisa dal fidanzato di 2 anni più grande, che non ha confessato il delitto, ma Pietro Monreale ha tentato di darsi fuoco in carcere proprio nel giorno del funerale. Sembra che abbia dato fuoco a della carta igienica. Intanto il paesino del Palermitano è pieno di striscioni e palloncini. C'è il servizio. In questo soleggiato 4 febbraio 2021 è stato dato l'ultimo doloroso saluto a Roberta Siragusa, la 17enne brutalmente uccisa a Caccamo la notte fra sabato 23 e domenica 24 gennaio scorsi. La messa, celebrata stamane dall'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, nella chiesa della Santissima Annunziata, è stata organizzata da Don Domenico Bartolone. La celebrazione, vista le norme anti-Covid, è stata trasmessa in diretta streaming per consentire a tutti di prenderne parte e fruire la salita al cospetto di Cristo della giovane strappata alla vita, presumibilmente dal fidanzato poco più grande di lei, Pietro Monreale, 19enne. L'avrebbe dapprima uccisa e poi parzialmente data alle fiamme nei pressi del campo sportivo della cittadina palermitana. Il corpo di Roberta è poi stato gettato in un burrone. In chiesa presenti solo i familiari e i parenti più intimi di Roberta. Intanto è tornata a Caccamo solo nella tarda notte di ieri la salma della giovane, che da 24 ore o poco più si trova di nuovo in paese, ancora sotto shock per l'accaduto. La salma è arrivata da Messina, dove è stata eseguita l'autopsia. L'esame non ha chiarito ancora del tutto la causa della morte, ma pare che abbia già escluso che la ragazza sia stata strangolata. Un corpo dilaniato, come ha detto il GIP. Siamo molto provati per quello che abbiamo visto, ha invece ammesso l'avvocato Cansone, che ha assistito all'autopsia. Dobbiamo attendere l'esito degli esami istologici per stabilire le cause della morte. Dall'esame autoptico sono emerse, ha affermato Manfredi Rubino, il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia di Roberta Siragusa, gravi ustioni a livello del tronco, del viso, degli arti superiori e una parte degli arti inferiori. Non è ancora sufficiente però per stabilire le cause della morte. Dopo l'esame la salma ha fatto un ritorno a Caccamo scortata dai carabinieri ed è stata accolta da un gruppo di amici e parenti. La bara bianca è stata portata a casa dei genitori che aspettavano la figlia. Solo nel rispetto degli altri e nelle donne soprattutto ci sarà futuro. Dio è amore, Dio è dalla parte di coloro che piangono, dei puri di cuore. Così l'omelia, durata qualche minuto nel più acuto fra i dolori
è mossa da una voce mozzata dalle lacrime del parroco. Contribuiamo a costruire una città fatta di uomini, lo dobbiamo a Roberta, ha proseguito ancora il parroco, affinché i giovani respirino la purezza dell'onestà, respirino la cultura, la bellezza. I figli sono responsabilità, ma sono anche gioia grande, non un problema. Vi abbraccio con affetto profondo, padre e fratello, consegnando la nostra Roberta nelle braccia di quel padre che non delude e non ferisce. Amen. Giornata di estrema concentrazione. Accompagniamo Roberta in questo suo ultimo viaggio e poi solo dopo ci concentreremo per darle giustizia e darle la pace che merita, perché solo con la giustizia questa ragazza riposerà in pace. Dobbiamo come società riflettere su rimedi concreti per evitare che queste cose possano succedere di nuovo. Poteva essere evitata questa tragedia, avvocato? Non molte sapevano delle io. aggressioni. No, guardi, sulla vicenda preferirei oggi concentrarmi, perché è un momento di estrema concentrazione, di fede, e vogliamo concentrarci su questo. Gli investigatori che stanno lavorando e non stanno trascurando nulla, stanno raccogliendo elementi su elementi e c'è un quadro indiziario gravissimo, quindi confidiamo che quanto prima si possa riuscire a capire come la povera Roberta ha trovato quello che non doveva assolutamente trovare. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si riunisce a Licata. Arturo Cantella. Il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha presieduto un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso il comune di Licata. La riunione è stata necessaria per fare il punto sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica a Licata, comune recentemente interessato da fatti di criminalità particolarmente allarmanti anche nei confronti delle fasce più vulnerabili della popolazione, come dimostra ad esempio l'aggressione ai danni di soggetti diversamente abili. Alla riunione, che si è tenuta alla presenza del primo cittadino, del presidente del Consiglio Comunale, sono intervenuti, oltre ai rappresentanti provinciali delle forze di polizia, il questore, il comandante dei carabinieri, il comandante della Guardia di Finanza, il comandante della polizia provinciale, del Libero Consorzio, dei comuni, il cardinale Francesco Montenegro e il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale. Nel corso dell'incontro, finalizzato a rendere partecipe il sindaco di Licata dei servizi di controllo del territorio che sono stati predisposti e che saranno ulteriormente implementati anche con l'apporto del personale dell'esercito italiano impegnato nell'operazione Strade Sicure, il prefetto, nel sottolineare la potenzialità delle risorse offerte dal territorio licatese, ricco di attrattive paesaggistiche e caratterizzato da belle spiagge, ha tuttavia espresso una viva e forte preoccupazione per le condizioni del tessuto sociale, che sembra non avere gli anticorpi necessari per reagire alle situazioni di degrado e illegalità diffusa. Il prefetto ha sottolineato inoltre che è forte la presenza dello Stato a Licata e che lavora sotto traccia, ma occorre recuperare una forte collaborazione con la società civile, con gli enti intermedi che devono farsi portatore di valori positivi per il bene della città. Da tutti i partecipanti è stata condivisa l'importanza del rispetto delle fragilità sociali, che meritano un'attenzione e che deve costituire una leva di crescita di una comunità locale, e la necessità di affrontare i fenomeni di disagio sociale con tutte le componenti della società, delle istituzioni, quali la scuola, la chiesa, coinvolgendo anche il mondo del volontariato. Il sindaco, dal canto suo, ha anche assicurato la piena collaborazione del comune nelle iniziative che saranno intraprese per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini. Al termine dell'incontro è stato quindi concordato di lavorare alla sottoscrizione di un documento pattizio, una sorta di patto per Licata Sicura, come già avvenuto in altre città, che potrà così consentire una maggiore collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia, il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e il necessario coinvolgimento dei cittadini
nella segnalazione di episodi di reato anche soltanto di degrado sociale urbano, secondo il modello del cosiddetto controllo di vicinato. Procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della cosiddetta legge anti-suicidi, che aiuta a uscire fuori dall'incubo dei debiti. Il nostro direttore Arturo Cantella. Nel corso di uno speciale curato dalla nostra redazione con il commercialista dottoressa Stella Vella, abilitata OCC, si è discusso ampiamente della legge conosciuta meglio come la salva suicidi, che è la numero 3 del 2012, che riguarda il sovraindebitamento delle famiglie e delle aziende, che sommersa dai debiti di varia natura, fiscali, bancari, prestiti da finanziari e persino quelli condominiali, può liberarsene in maniera agevole e ritornare così alla vita tranquilla, così come è successo recentemente a una famiglia di Porto Empedocle che ha visto ridurre i suoi debiti che ammontavano a 434.000 euro per un importo di 62.000 euro. Naturalmente non si deve rivolgere agli usurai, perché lo Stato attraverso la 3/2012 dà la possibilità di ripianare la propria posizione debitoria attraverso una delle 3 procedure previste dalla legge. Quindi se la persona è sovraindebitata, non riesce più a pagare, rivolgersi agli OCC. Io sono la referente dell'OCC diritti del debitore, quindi intavolare una conoscenza con il mio OCC per stabilire se nel caso specifico ci sono i presupposti per l'accesso alla legge. Successivamente verrà affidato la pratica ad un gestore, il quale sulla scorta della documentazione, della conoscenza della posizione specifica della famiglia o dell'azienda sotto soglia fallimento o del professionista che si trova in una situazione di sovraindebitamento, predisporrà la relazione con al corredo tutti i documenti, che verrà poi vagliata dal giudice per l'omologa del piano di rientro. Che cosa si ottiene? Si ottiene naturalmente la possibilità di pagare in base a quello che si può pagare, quindi in base al proprio reddito e in base alla composizione del proprio nucleo familiare. Naturalmente questo tagliando, tra virgolette, una parte di debiti. Riprendendo alla fine della procedura, che può durare da 5 ai 9 anni massimo, un ruolo attivo nella società, liberi dai debiti. Ecco, c'è un sito, chi vuole maggiori informazioni? Sì, www.dirittiteldebitore.com, vi ritroverete tutti gli OCC della Sicilia, cliccare su quello di Agrigento dove ci sarà l'istanza, ci sono anche i nostri recapiti, quindi la PEC, la mail e i numeri di telefono a cui rivolgersi. Ecco, in questo momento di Covid facciamo un appello anche all'associazione di categoria affinché si rivolgano ai propri iscritti che possono avere bisogno. Naturalmente loro hanno un ruolo importantissimo di raccolta del bisogno, perché essendo radicati sul territorio riescono ad avere con i loro iscritti, come lei ha detto, un rapporto più diretto, e quindi li invito a divulgare questa legge a sostegno della legalità, innanzitutto, che svolge una funzione sociale e non solo, perché ridare serenità a una famiglia e riprendere di nuovo un ruolo attivo non è sicuramente un dato indifferente. Il presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi di Agrigento, Emanuele Farrugia, esprime apprezzamento a seguito dell'istituzione della Consulta Comunale per il Turismo. Farrugia afferma: sono sicuro che il Comune, insieme ai professionisti, agli operatori e alle associazioni di categoria che operano nel mondo del turismo, non appena sarà superata l'emergenza sanitaria da coronavirus, promuoverà e sosterrà iniziative di alto livello che daranno spinta giusta al nostro territorio per uscire dalla grave crisi acuita dalla pandemia che ha colpito
costruito l'intera filiera turistica. Ora prosegue Farrugia, è il momento di programmare. Insieme progetteremo il rilancio del patrimonio paesaggistico del territorio, puntando i riflettori anche sul centro storico e sul ricco patrimonio artistico che possiede. In questo contesto investiamo anche sulla valorizzazione delle botteghe artigianali e sulla promozione dei prodotti enogastronomici del territorio agrigentino. Noi del Consorzio Valle dei Templi daremo il nostro contributo, conclude Farrugia. Il parco della Dolorata ad Agrigento, oltre che essere abbandonato a se stesso, è ricolmo di rifiuti, così documenta in foto e video l'associazione ambientalista Mariamico, coordinata da Claudio Lombardo, che afferma: Mariamico si rende disponibile ad organizzare una giornata di pulizia solo a condizione che siano chiusi tutti gli accessi e montate le telecamere al fine di impedire che gli incivili lo ricolmino nuovamente di rifiuti. Dobbiamo salvare l'unico polmone verde della città, conclude Mariamico. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Misilcemi è il 391esimo comune in Sicilia. A termine di una procedura lunga circa 10 anni, l'Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge che istituisce il nuovo comune del Trapanese. C'è il servizio. La votazione è conclusa. 21 favorevoli, 13 contrari, approvata la norma per cui viene istituito il comune di Misilcemi. Salvatore, cosa ha vinto ieri sera? Ha vinto la democrazia, ha vinto una comunità che crede nei valori della democrazia, che crede nella sua forza e che crede nella forza di creare un futuro ai propri figli. Te ne hanno messi i bastoni fra le ruote a te e alla comunità, ma alla fine ciò che di principio sano veniva portato avanti è stato premiato. Sì, guarda, francamente noi non ci siamo resi conto dei bastoni fra le ruote. Il nostro credo è quello di perseguire i nostri obiettivi e di farlo con tutta la serenità, perché per noi è importante il bene comune, per noi è importante riuscire a riappropriarsi delle nostre strategie di sviluppo per il futuro. Il trapanese che abita al Trapani Centro non ha capito il messaggio che voi chiedevate da tanto ma tanto tempo, di essere guardati ed ascoltare le vostre istanze. Il trapanese, ma io direi anche la politica, chi si occupa di politica a 360 gradi non si è reso conto di cosa è Misilcemi, perché non è solo la nascita di un nuovo comune, ma è la nascita di un modo nuovo di pensare alla politica, quella di non essere legati alle ideologie, ma di non essere legato alle appartenenze ideologiche, ma di aggregarsi attorno a un progetto, di fare in modo che la propria azione contribuisca alla crescita del proprio territorio, per fare in modo che i propri figli vengano qui e non partano, non debbano fare le valigie per andare in giro per il mondo. Non tutti gli operatori della comunicazione hanno capito ciò che voi chiedevate. Io ieri mi sono tolto un sassolino dalla scarpa perché sono stato uno dei pochi a credervi quando vi davo spazio, e magari venivo visto come colui che dava spazio a qualcosa di irrealizzabile, ma che poi ieri sera si è concretizzato. Io te ne devo rendere merito, dico che insomma, ci hai dato tutti gli spazi possibili in tempi non sofferti. Penso che chi fa il suo lavoro con amore fatto poi si rende conto se dietro ci sono delle strumentalizzazioni, se è soltanto un modo per acquisire o per enfatizzare personalismi. Ecco, noi stiamo cercando di fare in modo di creare un'identità, stiamo cercando di fare in modo di cercare un modo nuovo di pensare, di fare in modo che vincano le idee e non le persone. Certo, poi le idee camminano sulle gambe delle persone, ma l'oggetto del confronto sono le idee, il modo di pensare, solo questo ci potrà dare una prospettiva. Se fondiamo tutto su una persona, le persone poi muoiono e non possiamo permetterci di fare morire le idee. Sei un pacifista per natura, per quel poco che ti conosco, non ce l'hai contro nessuno, credo che hai già messo alle spalle ciò che di difficile ti è venuto lungo il percorso. Non è che abbiamo iniziato questa cosa per fare la battaglia contro qualcuno, noi abbiamo iniziato questo percorso per dare dignità alla nostra vita. Sotto questo profilo dico, abbiamo intrapreso insieme un cammino e speriamo di portarlo fino in fondo, cercando di concretizzare quelle che erano le nostre idee, quelle che apparentemente per alcuni erano solo parole. Che cosa diciamo ai siciliani con questo 25esimo comune?
Ma noi speriamo di diventare un punto di riferimento, un laboratorio politico dove si concretizza un modo nuovo di vedere la politica. Festa di Sant'Agata a Catania, ma anche il calore dei devoti. L'arcivescovo e il sindaco in visita negli ospedali. Questo l'unico evento esterno delle celebrazioni in onore della Santa Patrona. Vediamo. Cerimonia certamente sentita, ma decisamente particolare. Una cerimonia sobria, molto sentita, molto particolare, senza il calore dei devoti, dei fedeli, dei catanesi, ma era giusto così. Abbiamo immaginato questo programma totalmente rivoluzionato rispetto a quello che abbiamo sempre vissuto, ma era una scelta doverosa all'interno di un contesto pandemico. Era doveroso donare la cera a nome della città a Sant'Agata e quindi abbiamo vissuto questa nuova esperienza con l'intensità di sempre. Questo 3 febbraio di fatto apre i festeggiamenti alla patrona. Ieri il suo appello, in realtà ripetuto più volte nel corso dei giorni, sino ad oggi la città ha sembrato recepire appunto l'appello stesso. I catanesi si stanno comportando in maniera ineccepibile, i devoti in primis, ma tutti i catanesi. Oggi abbiamo anche compiuto un atto altrettanto doveroso insieme all'arcivescovo, andando nei 3 ospedali cittadini per esprimere un sentimento di sincera gratitudine per quello che ha fatto il mondo sanitario, il mondo medico, il mondo paramedico, il mondo infermieristico, combattendo ventre a terra in trincea una battaglia all'interesse di tutti, l'unico evento esterno che abbiamo immaginato, dall'alta valenza simbolica, siamo felici di averlo fatto. Un modo diverso di vivere Sant'Agata con tanta devozione comunque. Sì, è un modo diverso, però è sempre la stessa cosa. Anche se non c'è processione, non c'è, diciamo, festa, è sempre presente per una giusta causa. Ha voluto mettere comunque il sacco. Sempre. Il terremoto. Non ci hanno fermato il terremoto e non ci fermerà neanche questo coronavirus. Noi siamo sempre qua con la nostra devozione. Come si fa a vivere in questo modo una festa tanto sentita? Come si fa tutti i giorni. Tutti i giorni, sono 365 giorni l'anno, non è solo oggi. Non è perché c'è il virus ci toglie tante cose della festa di Sant'Agata, ma non ci toglie Sant'Agata, che Sant'Agata è 375 giorni per noi. Quanto le pesa non poter vedere dal vivo Sant'Agata? Tantissimo, tantissimo. Penso anche agli altri la stessa cosa. Attualmente anche le parole mi mancano. La speranza comunque che ad agosto si possa fare questa festa? Si spera sempre, noi speriamo sempre, siamo sempre qua noi. Devozione comunque tanta, malgrado il momento. Quella sempre devozione, sempre nel nostro cuore. O c'è la festa o non c'è la festa, rimarrà sempre nel nostro cuore. Troppo. Quest'anno è dato così. Non ha mancato di indossare il sacco? No, quello niente, completamente. Abbiamo cercato il momento opportuno, abbiamo visto che si poteva uscire, subito abbiamo messo il sacco e siamo usciti. Sono comunque delle restrizioni necessarie, avete risposto all'appello lanciato di stare tranquilli? No, diciamo che l'epidemia c'è, la tranquillità c'è poca gente, quello che c'è, non c'è altra soluzione. La devozione non conosce i virus? Insomma, si deve rispettare sempre lo stesso le regole, però niente, noi siamo sempre lo stesso qua, manteniamo le distanze, tutto. Ora addirittura stiamo aspettando due amici nostri, e visto che l'ho considerato che stanno venendo da Mestre Bianco, che sono anche loro devoti e stanno per arrivare. La speranza è che questa festa poi si possa fare ad agosto? Speriamo, lo spero con tutto me stesso io, veramente. Vi ringrazio, grazie. Malgrado tutto non rinuncia al sacco nella giornata di oggi? Assolutamente no, questa è devozione, la devozione anche senza Sant'Agata la portiamo sempre, 365 giorni, quindi per noi è sempre Sant'Agata. Restrizioni necessarie, quanto le pesa?
Ma guarda, a dire la verità pesa, ma non pesa più di tanto, perché Sant'Agata, come gli ripeto, è sempre qui nel cuore. Quindi sappiamo che in un momento difficile, un momento di pandemia, rispettiamo le regole e, come state vedendo in giro, i devoti rispettano le regole e viviamo questo momento di festa. È sempre festa per noi, quindi questi giorni non possiamo dire altro, viva Sant'Agata. Sant'Agata non conosce il virus. Sant'Agata sta pregando per cui faccia passare questo virus, poi vediamo un attimino quello che... E come è stato detto, a volte neanche i santi ci possono con certe cose. Qual è il significato di indossare malgrado tutto il sacco? Allora, il sacco, tra virgolette, è un simbolo, poi il sacco lo si indossa 365 giorni l'anno, anche se non lo metti materialmente, però ce l'hai sempre addosso. Certo pesa non poter portare Sant'Agata per le vie di Catania. Questo senza ombra di dubbio. Si sta vivendo la festa, ma con un attimino di tristezza pure, perché non la si può vedere materialmente. Vi ringrazio tanto. Fame? No, no, grazie. Si spaventa il microfono? No, no. Posso intervistare velocemente? Non si può entrare in chiesa, ma la devozione per Sant'Agata resta sempre tantissima. Sì, certo, ovvio. Quanto vi pesa questo stato di cose? Tanto non averla tra di noi. Comunque la speranza è quella di poter poi fare una bella festa in estate. Si spera, si spera. Il sacco è una cosa alla quale non si rinuncia. No, non si rinuncia alla fede come non si rinuncia tutto l'anno, ma speriamo di poterla riabbracciare presto, però la teniamo vicina come la teniamo tutto l'anno e speriamo di poterla riabbracciare presto. Una fede e una devozione che va al di là della pandemia. Al di là di tutto. Perché quando ti salva da cose più grandi di questo non puoi rinunciare a niente. Volley, terza giornata di andata della prima fase del campionato nazionale di B1 femminile. Sabato torna in campo la SEAP Aragona che al Pala Nicosia affronterà il Modica. Ci sono le interviste. No, sicuramente, poi a parte il fatto che contro di noi vogliono giustamente tutti fare la partita della vita, no? Poi Modica è di per sé un'ottima squadra. Arrivano sicuramente in un momento di difficoltà che sarà per loro un ulteriore stimolo e poi appunto il roster è veramente molto buono, tutti ci aspettavamo un Modica tra le migliori squadre del girone, anche proprio all'inizio quando ancora si pensava nel girone completo a 12 squadre. Tutti noi pensavamo di dover fare i conti con Modica, quindi non cambia nulla, ci conferma insomma tutto quello che succede, comunque l'idea di una partita molto delicata. Le vittorie in amichevoli precampionato possono essere una traccia? Ma relativamente, perché è passato tempo, avevamo giocatrici diverse anche noi, anche loro, e quindi sicuramente se ne è ricavata l'impressione di una squadra molto forte, molto competitiva, e materiale umano quindi è ottimo e quello rimane. A livello di dinamiche di gioco sicuramente le squadre hanno avuto il loro percorso, la loro evoluzione, pur non potendo giocare, però in allenamento sicuramente hanno sviluppato delle cose per cui magari si vedranno delle situazioni di gioco diverse rispetto alle amichevoli. Rimane una partita secondo me di alto livello per il campionato di B1. L'Aragona come sta? Come è arrivata a questo derby? Ma noi bene, ci è dispiaciuto appunto doverci fermare di nuovo dopo la prima partita, speravamo di prendere un pochino di ritmo, un pochino di continuità, ma questa stagione, ecco, la parola continuità magari è un po' un tabù, diciamo una materia di lavoro, cerchiamo di svilupparla il più possibile, ma chiaramente è molto complicato per tutti avere questa qualità in queste condizioni, in questo momento. Allora, la squadra sta molto bene, lavora bene e questo è l'aspetto più importante. E ci aspettiamo Modica sicuramente con tanta voglia di riscattarsi e con tanta voglia di far bene, perché sicuramente il cambio di allenatore è motivo per questo. Ti aspetti un Modica arrabbiato, affamato, voglioso di riscatto? Certamente,
certamente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.